I fondi europei sono una straordinaria opportunità di crescita e sviluppo per la Sardegna, lo ha dichiarato Patrick Amblard, il responsabile della politica regionale della Commissione europea, intervenuto a Cagliari nell'occasione di un convegno sul tema La Sardegna cresce con l'Europa. Massimiliano Rais. I recenti dati sull'affluenza al voto per il nuovo Parlamento di Strasburgo non inducono all'ottimismo, ma l'Europa indiscutibilmente resta una grande opportunità per regioni in ritardo di sviluppo come la Sardegna. È opinione diffusa, rilanciata nel corso del convegno che si è svolto a Cagliari, che il destino dell'isola sia strettamente legato alla sua capacità di intercettare e sfruttare al meglio le risorse in arrivo dall'Unione Europea. Il pensiero di tutti era rivolto alla programmazione 2007-2013 con la Sardegna ormai lontana dall'obiettivo 1. Sono disponibili risorse consistenti, svariati miliardi di euro, ma i primi soldi, ben 270 milioni, devono essere spesi entro il prossimo mese di dicembre. All'incontro cagliaritano, seguito da un folto pubblico, ha partecipato il rappresentante della Commissione europea e responsabile della politica regionale, Patrick Amblard. Siamo all'inizio di una nuova fase di programmazione 2007-2013. La Sardegna è adesso in una posizione di phasing in, dunque è uscita della convergenza. I soldi sono qui, la sfida la più importante adesso è di veramente assorbire questi soldi nel rispetto della strategia che era approvato quando abbiamo chiuso le negoziazioni su questo programma 2007-2013. Regioni particolarmente svantaggiate. Dall'assessore della programmazione Giorgio Laspisa, che ha aperto i lavori del convegno, un giudizio tutto sommato positivo sui progetti che la Sardegna ha realizzato nel periodo 2000-2006. Si poteva fare di più, ma prevalgono le luci, ha dichiarato Laspisa, che guarda con fiducia alle risorse di Bruxelles e rinunciabili opportunità di crescita e sviluppo. Conto per chi è responsabile.